Oggi parlerò del nuovo decreto che il governo ha in serbo per rilanciare la nostra economia in quella che è stata ribattezzata la fase 2. E-Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. È doveroso dire che si tratta ancora di una bozza e quindi non è ancora il testo definitivo, però mi sento di dire che siamo molto vicini al testo definitivo, c'è da limare giusto qualche minuziosità, ma di base le misure sono quelle. In primo luogo viene ripresa una misura che era già presente nel decreto cosiddetto Cura Italia, che prevedeva un bonus per chi aveva una partita IVA o era libero professionista di 600 euro. L'importo sarà sempre di 600 euro anche per aprile, ma aumenterà a 1000 euro in maggio. Ci tengo a precisare che negli scorsi giorni si parlava di 800 euro in aprile, però poi si è deciso di mantenerlo a 600 per poter dare 1000 euro in maggio. La novità principale tra le varie condizioni che sono state poste è l'introduzione di un nuovo requisito molto stringente. Per accedere a questo bonus devi avere almeno avuto un calo del reddito del 33%, che non è poco. E attenzione perché per reddito si intende l'insieme dei ricavi che un'impresa ha conseguito, quindi il fatturato, meno tutti i costi che ha dovuto sostenere durante quel mese. Ma 33% rispetto a che cosa? Rispetto ai ricavi che si erano conseguiti nell'anno precedente, negli stessi mesi, quindi marzo e aprile 2020 a confronto con marzo e aprile 2019. Se la differenza è il 33% in meno, allora puoi accedere a questi fondi. È molto interessante notare come il confronto venga fatto con gli stessi mesi dell'anno precedente, e questo perché tantissime aziende sono abituate ad avere ricavi molto diversi in base ai mesi. Pensate ad esempio a una gelateria. Quanto fattura in luglio e invece quanto fattura in dicembre? Io vado comunque a comprare il gelato in dicembre, ma penso che non tutti quanti lo facciano. Ed è proprio per questo motivo che non si fa con i mesi precedenti, ma con gli stessi mesi dell'anno precedente. In secondo luogo c'è il sostegno alle microimprese. Quali sono le microimprese? Sono quelle imprese che hanno meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di fatturato annuo. Per loro saranno riservati 10 miliardi di euro a fondo perduto. Direi quindi che è necessario, visto che l'ho sentito dire tantissime volte sia sui giornali che in TV, a fondo perduto che cosa significa? Significa che sto dando questi soldi senza chiederli indietro, senza la pretesa di averli indietro. Questo significa che non dovranno essere restituiti. E pensate che l'Italia aveva chiesto che i fondi che sarebbero stati destinati ai paesi tramite il Recovery Fund, del quale ho già parlato nel video qui in alto a destra, fossero dati a fondo perduto, quindi senza vincolo di restituzione. Dopo questo breve inciso vi dico che si stima che ci siano 1,6 milioni di società che richiederanno questo bonus per 5.000 euro a ogni società. Andando avanti è stato pensato anche un bonus per coloro che pagano affitti su immobili ad uso non abitativo, e questo ammonta al 60% del canone di locazione che avevano pagato nel mese di marzo, quindi il requisito è averlo pagato il mese di marzo. Successivamente si avrà un credito d'imposta. E che cosa significa? Che la prossima volta che dovrete pagare le tasse, quindi quando andrete a fare la dichiarazione dei redditi, potrete ridurre l'importo del 60% dell'affitto che avete pagato nel mese di marzo. In particolare, questo genere di edifici, comunque immobili, sui quali si paga l'affitto è il genere catastale C1. L'altra grande misura alla quale si è pensato è il sostegno alle famiglie in difficoltà. Questo è stato chiamato reddito di emergenza. Ora, l'ammontare di questo reddito di emergenza va da 400 a 800 euro in base a quante persone sono nel nucleo familiare, quindi più è grande il vostro nucleo familiare, maggiore è l'importo. Questo reddito verrà erogato per 3 mesi e la domanda potrà essere fatta sempre tramite il portale dell'INPS, però ci sono dei requisiti da rispettare per accedervi. Il reddito che una persona percepisce ogni mese non deve superare quello del reddito di emergenza. In più bisogna avere un patrimonio immobiliare inferiore a 10.000 euro e sono escluse tutte quelle persone che già percepiscono il reddito di cittadinanza, perché è un altro sussidio e ovviamente non si danno 2 sussidi alla stessa persona. In merito a quest'ultimo punto però c'è una piccola scappatoia per percepire entrambi, sia reddito di emergenza che reddito di cittadinanza, ma questo si può verificare solo nel momento in cui reddito di emergenza più reddito di cittadinanza non sforano gli 800 euro. Ad esempio, se io sono un disoccupato, quindi non percepisco alcun reddito e ho un patrimonio immobiliare di meno di 10.000 euro, quindi sono in affitto ad esempio, non ho una casa, non possiedo niente di immobiliare,
A quel punto, se di reddito di cittadinanza percepisco 200 euro e di reddito di emergenza percepisco 400 euro, in totale saranno 600, non sforano gli 800 e quindi potrò richiederlo. Può essere che qualche dettaglio tecnico di questa misura cambi nel tempo, quindi non esitare quando uscirà il decreto a controllare se effettivamente queste informazioni sono ancora vere. Segnalo inoltre che verrà estesa la soglia massima per poter accedere al reddito di cittadinanza. Ora vediamo in che modo. La soglia ISEE massima passa da 9.360 euro a 10.000 euro. La soglia massima del patrimonio immobiliare passa da 30.000 a 50.000 euro, mentre per il patrimonio mobiliare da 6.000 a 8.000 euro. E questo era il riassunto di quelle che sono le misure più significative, secondo me, di questo decreto. Non sono tutte le misure, però queste sono le più importanti, a mio parere. Tutto questo mi ha suscitato però una piccola riflessione, concedetemi di farla. Il governo conferma con queste misure la precedente linea che aveva tenuto con il decreto liquidità, ovvero sostegno massiccio a imprese e famiglie. E questo è un grande sforzo da parte del governo per il nostro paese. Si parla di cifre realmente quasi mai viste prima. E nonostante ci siano stati dei ritardi e effettivamente questi soldi non siano arrivati nei tempi che si speravano, capite benissimo che tantissime richieste sono arrivate all'INPS, veramente una quantità esagerata, e le hanno dovute processare in pochissimo tempo. Contate che in un mese o due è stato fatto il lavoro che si faceva in anni normalmente. Quindi se voi state, non so, gestendo un bar e al giorno riuscite a gestire 40 clienti, adesso non ho un bar quindi non lo so, 40 clienti in un'ora, ok? Vi chiedono di servirne 400 in un'ora. Voi siete leggermente in difficoltà secondo me, quindi capite questo governo nel momento in cui ritarda. Spesso non è neanche colpa del governo stesso, ma di alcune cose che riguardano le regioni che sono molto complesse e che non posso riassumere in questo video. Nonostante ciò però non si può dire che con queste cifre si risolva il problema. La partita principale, io lo dico dal giorno zero, va combattuta in Europa. L'Italia sta affrontando questa crisi con un fardello sulle spalle molto grande, che è il debito pubblico, del quale ho già parlato nel video qui in alto a destra. E oltre a questo non ci eravamo propriamente ripresi dalla crisi del 2008, ci stavamo ancora leccando le ferite. In questo caso, lo ripeto, non basta uno sforzo straordinario fatto in termini di spesa, serve proprio uno shock positivo. Prima di lasciarvi alla curiosità economica, io vi invito a mettere like sotto questo video e a condividerlo con quante più persone possibili interessate a questo decreto. E questo perché sono in sessione d'esame, quindi devo studiare veramente tanto ed è l'1:25 di notte mentre registro questo video. Capite che c'è tantissimo impegno dietro, io non voglio mai farvi mancare video, soprattutto quelli di attualità. Avevo detto che sarebbero diminuiti di frequenza questi video, però non ce la faccio, io questo canale lo adoro, da quando ho iniziato a fare video per questo canale mi è migliorata la vita, diciamo, quindi non voglio farvi mai mancare video. Il volto della regina Elisabetta è apparso sulle monete di 33 paesi diversi appartenenti al Commonwealth britannico. La prima apparizione su una valuta è su quella canadese nel 1935, quando aveva solo 9 anni.